Giovedì 26 agosto, San Alessandro Martire. È il 238° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 127 al termine. Il sole sorge alle 6:25 e tramonta alle 19:59. La luna si leva alle 22:09 e tramonta alle 10:33. Daniele Manin parte per l'esilio in Francia. Passando con la gondola per Campo Saint-Moisès per andare a raggiungere la nave, un gondoliere si leva il cappello e grida: «Per l'ultima volta, viva Manin!», il quale gli risponde: «Tasi, Mona!». C'erano già gli austriaci che lo stavano scortando. Le previsioni per domani. Nuvolosità irregolare, a tratti consistente ed estesa al mattino, specie in pianura e sui settori montani più occidentali, alternati a schiarite più ampie nel pomeriggio. In pianura saranno probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, specie sui settori orientali e dal mattino. Altrove, fenomeni sporadici o del tutto assenti. Sulle zone montane, a partire dalle ore centrali, saranno possibili locali piovaschi o rovesci. Occasionalmente temporali sulle zone prealpine. Temperature minime in ripresa, massime in sensibile calo e ben inferiori alla media del periodo. In pianura, venti dai quadranti orientali moderati tesi, specie su costa e pianura limitrofa. In quota, venti moderati tesi da nord-ovest.